Chiamiamo nel frattempo sul palcoscenico un perno fondamentale di questo evento, di questo premio ormai da 24 anni, il portavoce di Amnesty International Italia, ed è Riccardo Nuri che è con noi. Riccardo, eccoci. Come ritrovarsi, eccolo qua, il nostro portavoce, come ritrovarsi tra amici ogni anno. Grazie. A Rosolina Mare ormai da una decina d'anni per parlare di diritti umani attraverso le canzoni in un anniversario importante, Riccardo. Eh sì, perché quest'anno Amnesty International ha compiuto 60 anni. Io ho avuto la fortuna di trascorrere 41 di questi 60 e vi devo dire che sono stati anni velocissimi, perché ogni giorno di questi 60 anni, dei miei 41, è successo qualcosa di bello, di brutto, però non c'era un giorno in cui non accadesse qualcosa per cui valesse la pena combattere per i diritti umani. Io non è che devo vendere un prodotto, però sono orgoglioso di dire che abbiamo liberato 3 prigionieri di coscienza ogni giorno, di ogni settimana, di ogni mese, di ogni anno, di 60 anni. Tra le tante battaglie, insieme a oltre 12 milioni di attivisti, di amici, di compagni che affiancano questo viaggio. Sì, perché guardate, Amnesty International non è una scritta nera su uno sfondo giallo, no? Quello che vedete qui ovunque. Sono le persone che difendono i diritti umani, sono le persone che subiscono violazioni dei diritti umani e tutto questo cerchiamo di tenerlo insieme. È un'organizzazione che senza il sostegno dell'opinione pubblica, senza il sostegno dei giornalisti, senza il sostegno dell'arte e della musica, e 24 anni di Voci per la Libertà lo dimostrano, ecco, forse sarebbe soltanto uno sfondo giallo con una scritta nera. Scusa la citazione involontaria di André. Esatto. Quindi avvicinatemi quando potete. Se durante la serata avete qualche minuto, avvicinatevi ai nostri banchetti, avvicinatevi ai nostri volontari, ai nostri attivisti e soprattutto firmate le nostre campagne. Ne citiamo una al volo, poi magari ribadiamo più tardi il concetto. Eccola qui, il volto di questo ragazzo, di questo giovane egiziano studente dell'Università di Bologna che è in prigione ormai quasi da 1 anno e mezzo, ancora senza un processo in Egitto, ed è Patrick Zaki. Tra l'altro libero subito, urlano qui in prima fila. Tra l'altro è stata prolungata di altri 45 giorni la sua prigionia, che sta diventando un'odissea, Riccardo. Sì, lo è. L'8 agosto sarà 1 anno e mezzo di detenzione senza processo, senza potersi difendere. Prima della conferenza stampa c'era questa immagine molto bella, no? del sindaco di Rosolina Mare con la fascia tricolore, ed era accanto alla sagoma di Patrick, e quanto ci stava bene quel tricolore accanto a Patrick, perché la storia di Patrick è una storia che riguarda anche l'Italia, è una storia di una persona che si è affidata all'Italia per un progetto accademico, forse anche di vita, non lo sapremo perché è stato brutalmente interrotto ormai 1 anno e mezzo fa. E con Patrick sono tanti quelli che sono in prigione. Fammi citare solo un'altra storia, Ahmed Samir Santawi, è la storia gemella di Patrick, uno studente, Patrick di Bologna, Ahmed di Vienna, che è stato arrestato 1 anno dopo esatto con le stesse accuse, e a differenza di Patrick che è stato già condannato a 4 anni di carcere senza appello. Sì. Patrick è in sciopero della fame da 30 giorni, oggi è una giornata mondiale di solidarietà con Patrick, e io sto facendo lo sciopero della fame, con me Francesca Cor sta facendo lo sciopero della fame, perché sono 30 giorni che questo ragazzo non mangia e ha detto che non mangerà fino a quando non sarà rilasciato. Grazie, sono queste le battaglie che da oltre 60 anni animano l'organizzazione Amnesty International. Allora, qui stiamo preparando il palcoscenico. Loris, ci siamo quasi, in realtà a 1 minuto, quindi potremmo... Beh, cosa possiamo fare per aiutare Patrick? Se avete visto, come citava prima Riccardo, ci sono delle sagome, c'è la sagoma di Patrick. Metteremo una sedia vicino a questa sagoma, ci sarà un piccolo cartello con scritto Free Patrick. Chiediamo semplicemente che vi sediate comodi su questa sedia e che vi facciate una foto. E ovviamente poi pubblicatela sui vostri social, insieme ai nostri utili e molto spesso inutili selfie, ne facciamo uno che può servire a questa causa. E sappiate che Patrick, anche se un po' in ritardo, tutto ciò che si fa in Italia per lui, viene a saperlo, cerchiamo di nascondergli e di non fargli sapere quello che non si fa per lui, dalle parti dei palazzi di Roma. Quindi facciamoci sentire.
Allora ci siamo, stiamo per consegnare il premio Amnesty Italia. Chiamerei sul palco anche un'altra amica, direi che non possiamo accoglierli solo noi tre. Esatto. Francesca Corbo, ti aspettiamo. Francesca Corbo di Amnesty Italia, eccola qua con il premio, con la motivazione. Allora facciamo, vieni qui Francesca, da questa parte, e beh insomma io credo che non ci siano tante presentazioni da fare. Loro sono insieme da oltre 20 anni, 6 amici animati da una grande passione per la musica e anche per la loro terra, per la Puglia. Un vitigno prestigioso ha dato il nome alla loro band. È la pop rock band ormai più popolare in assoluto in Italia, non ci sono altre parole, perché questa sera con noi a Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, i Negramaro! Eccoli. Giuliano e Andro questa sera, allora, da dove cominciamo? Cominciamo prima dalla motivazione, così motiviamo il premio che stiamo per consegnare. Intanto un microfono anche per Giuliano. Eccolo qui, scusami, perdonami. Voilà. Eccolo. Ciao. Eccolo finto, poi No, ma forse adesso funzionerà. Allora, lui parla, io faccio il ventriloquo, no? Allora, forse vediamo se funziona, Loris. Ehi, ciao! Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao. Allora, partiamo dalla motivazione e Francesca, tocca a te, ti presto il mio microfono. Dalle mie parti un inno a un mondo senza discriminazioni e senza confini. Un appello a porre fine alla contrapposizione mio-tuo in favore di un'appartenenza e di un'esistenza comuni e condivise. È un brano che, a partire dal titolo dell'album di cui fa parte, Contatto, invita a superare le divisioni, acuite da 1 anno e mezzo di pandemia che ha isolato molte persone e ha incattivito e fatto sprofondare nel rancore tante altre, convinte che per difendere i propri diritti sia necessario toglierli ad altri. Premio Amnesty 2021 ai Negramaro. Grazie! Grazie. Grazie ad Amnesty. Si può avere un po' più di volume? Non so se fuori sentite bene, io sento bassissimo. Vabbè, che dire. A te Giuliano. Arriva il volume, grazie. È un'emozione incredibile. Oggi questo signore ha definito il premio un piccolo premio. No, non eri tu l'hai definito. Per noi, l'ho detto io perché Michele ha detto sarà un piccolo premio. No, per noi è il premio della vita, della carriera, perché abbiamo iniziato quasi più di 20 anni fa pensando che le canzoni e le parole fossero importanti, e anche quando sono travestite d'amore, a due stanno parlando di un amore per l'umanità. Dalle mie parti voleva essere proprio esattamente quello che pensiamo, voleva raccontare esattamente quello che pensiamo riguardo a una questione così delicata che è appunto quella degli uomini, delle donne e dei bambini migranti. Facciamo tornare questo accanto a migranti, mettiamo le vite di queste persone. Esatto. Quindi la nostra canzone voleva essere, dal punto di vista umano, un ritorno vero all'umanità di tutti, con gli occhi dell'umanità più grande con cui dobbiamo guardare a chi ha bisogno, perché un giorno potremo essere noi che ne abbiamo bisogno, questo ricordiamocelo sempre. Quindi grazie ad Amnesty, grazie a Voce per la Libertà. Per noi non è un grande premio, è infinito questo premio, come il mare, che torni ad essere vita quel mare. Ma sai Giuliano, il fatto di definire, io parlo come Voci per la Libertà perché ne faccio parte, io da 10 anni, anche se ne ha 24 di anni l'associazione, ed è nata con quella persona che ti ha, certo, una bimba, ed è nata con quella persona che ti ha detto piccolo premio, perché lui sa benissimo com'è nata, da 10 persone in un paesino minuscolo, e mai avremmo pensato di riuscire a fare questo, per cui è davvero, per noi è un piccolo premio, ma piccolo ma nel il cuore è un organo amore. piccolo, è piccolissimo, si pensa che possa muovere
Esatto. diciamo mondi, no? Ed è quello così, che ed ci è ha piccolo. dimostrato questa grande canzone. Ma questo pubblico stasera, E questo nonostante pubblico tutto, meraviglioso. nonostante il momento, credo che... Grazie a voi tutti. E un applauso grande va a voi per quello che fate anche per le nuove generazioni, per l'attenzione ai musicisti. Stasera siamo felici di cantare prima per dare proprio spazio alla vera generazione, alla nuova generazione, a quella che davvero sosterrà ancora di più di noi quelli che sono i problemi più grandi di questo tempo. Quindi un applauso va a tutti i giovani che suoneranno dopo di noi e sarà stupendo ascoltare le loro canzoni insieme a voi. Li dirò dopo, Sì, però mi hanno detto di dirli adesso. Ci saranno gli After Sat, Picciotto, Blindur, giusto? Olivia XX, Yes. Donix e Roberta Giallo. E vai, in bocca al lupo. Non volevo farteli dire. No, io adesso. volevo dirli ma durante l'esibizione, però in bocca al lupo ragazzi, e spaccate tutto e Tu, fatelo Giuliano, vedere. Ve insomma. li ricordate i vostri esordi quando avete cominciato, no, Andro? La vostra gavetta, le vostre prime cantine, i vostri primi concerti, Chi se li la scorda? fatica, il sudore, Chi se li tornare a casa scorda? con 2 spiccioli. No, sono momenti indimenticabili perché comunque appartengono alla nostra anche formazione, un po' la formazione di chi come noi crede in un sogno e in qualche modo fa di tutto per seguirlo, non per raggiungerlo, perché in realtà ancora siamo dei grandi sognatori, quindi questa sera ne abbiamo raggiunto un altro grandissimo. Solo un anno fa, come dicevo prima, eravamo in studio a registrare questo pezzo e adesso ci ritroviamo a condividerlo con tanta gente e con voi che impiegate una vita per delle cause così importanti, quindi insomma un ringraziamento reciproco. Poi questa è una delle prime volte che la rappresentate dal vivo, perché il tour credo sia stato rinviato, vero? Cioè, bisognerà aspettare, loro già lo sanno, stanno a noi, lo so. C'è da aspettare ancora un po'. Bisogna avere un po' di pazienza, ma torneremo come tornerà la musica dal vivo e già questa sera insomma un piccolo assaggio di quello che sarà. C'era Riccardo che voleva dire una cosa a tal proposito sul premio, sul significato di questo premio. Sì, molto velocemente. Questo brano, che è meraviglioso, ci chiarisce un po' di cose. Cosa vuol dire stare dalle mie parti? Vuol dire stare tra coloro che ancora si abituano e vogliono che sia così, a tenere delle parole come solidarietà, accoglienza, compassione, ricerca, soccorso in mare, nel vocabolario dove devono stare del bello, del bene e del giusto. E ricordiamoci che noi abbiamo avuto tentativi, anche riusciti negli anni scorsi, in cui quelle parole lì, dal vocabolario del bene, del bello e del giusto, sono finite direttamente nel codice penale in Italia, così in Europa. Quindi ricordiamoci da quale parte noi dobbiamo stare e ricordiamoci anche da quell'altra parte chi ci sta. Grazie. Grazie. E allora, nel consegnarvi ufficialmente il premio, l'abbiamo già consegnato, allora facciamo una cosa, è già vostro, lo tenete qui, lo portiamo noi, lo custodiamo, perché io darei voce alla musica, che dite? Perché sono qui con noi. E allora, Lasciamo premio il Amnesty parco. 2021 live Negramaro! Niente. Per uno come me c'è un'altra come te che galleggia in mezzo al mare. Per una come te c'è un altro come me che s'affanna e cerca di restare a galla in questo stesso mare. Per due come noi c'è la storia di un amore identico al nostro che racconta di un naufragio e del tentativo vano di salvarsi.
Quei due che siamo noi li aspetteranno a riva e permetteranno loro con ogni mezzo di realizzare il sogno irraggiungibile, sembrerebbe irraggiungibile, quello di invecchiare, ovunque il mare li abbia spinti, l'uno e l'altro. Quei due, come noi, siamo proprio noi. Due puntini equidistanti come due stronzi. Come me, c'è un'altra come te, che sogna ancora le montagne, che parla piano ad un gigante, che abbassa gli occhi e dice io rimango in superficie, che vado a fondo in un istante, sono di piombo le mie gambe a volte, sai, basterebbe poi dirsi che va bene anche così, senza incontrarsi. L'importante è che tu sappia che almeno noi in questa galassia siamo due punti sì lontani ma equidistanti, come due stronzi, come due stronzi. E amami anche se non mi conosci, ti prego amami anche se siamo nascosti, amami senza dovermi cercare, senza sapere da che parte stare, resta nel mondo in cui tu vuoi invecchiare, io verrò a prenderti lì. Per una come te, lo sai c'è un altro come me, che pensa al sole e sempre al mare, come la fuga più ideale, che crede sia speciale, basta sapere improvvisare, per non doversi poi aspettare, come previsto quel finale. Allora sai, che ne dici se adesso ci sfioriamo lo stesso, senza toccarci, tu chiudi gli occhi, tu chiudi gli occhi e amami anche se non mi conosci, ti prego amami anche se siamo nascosti, amami senza dovermi cercare, senza sapere da che parte stare, resta nel mondo in cui tu vuoi invecchiare, io verrò a prenderti, amami anche se non mi conosci, ti prego amami anche se siamo nascosti, amami senza paura del mare, senza respiri più da trattenere, amami e basta senza più sapere, ci verrò a prenderti. Mister Andro al piano.
se non mi conosci. Ti prego amami, anche se siamo nascosti. Amami senza paura del mare, senza respiri più da trattenere. Amami e basta, senza più sapere se verrà a prenderti. Questa è Dalle mie parti ed è una canzone che è solo dalle parti di chi resta umano, e dovremmo esserlo tutti. Io penso che lo siamo ancora tutti. C'è una brutta moda di essere cattivi, cinici e spietati, ma è solo da leoni da tastiera, e noi invece vogliamo restare completamente dalla parte dell'uomo sempre, perché siamo quell'uomo lì in mezzo al mare, tutti quanti. Dalle mie parti. Dalle mie parti si parla piano, dalle mie parti si mangia sano, dalle mie parti si vola in alto, dalle mie parti lo sguardo è basso, dalle mie parti. Dalle mie parti si crede in Dio, dalle mie parti chi sono io, dalle mie parti. Dalle mie parti si è pane al pane, dalle mie parti chi se ne fotte delle tue parti. Dalle mie parti ci sono io. Lo sai chi sono io, lo sai che è tutto mio, lo sai che quello che calpesti sotto i piedi è il suolo mio. Lo sai che tu da questa parte non puoi giocare con la sorte, lo sai che ti sei spinto troppo in fondo, oltre l'orizzonte. Lo sai che l'orizzonte è mio, che il mare non è mica tuo. Lo sai che l'acqua che tu ingoi mentre affondi è di mio zio, forse di qualche antenato, di un uomo sempre a me legato. Comunque ci son sempre stato, e poco importa che tu implori Dio, sono arrivato prima io. E poco importa che tu implori Dio, sono arrivato prima io. Dalle mie parti si parla poco, dalle mie parti si vive meno, dalle mie parti. Dalle mie parti a testa alta, che se la abbassi per loro è fatta, dalle mie parti. Dalle mie parti chi crede in Dio deve provare in quale Dio, dalle mie parti. Dalle mie parti non si ha più pane, dalle mie parti c'è solo fine se solo parti. Dalle mie parti me ne vado io. Lo sai chi ero io, un uomo come un altro io. Lo sai che non avevo voglia di lasciare un figlio mio. Lo sai che io da questa parte ai piedi non ho più le scarpe. E quello che succede in mare quando perdi l'orizzonte. Lo so che l'orizzonte è tuo, che il mare non è mica mio. Lo so che mentre vado a
fondo al mare non mi sente il figlio mio, sono arrivato prima io. In fondo al mare non mi sente il figlio mio, sono arrivato prima io. Dalle mie parti si dà una mano, dalle mie parti io resto umano, dalle mie parti. Dalle mie parti si corre in salvo di chi ha bisogno di un cuore amico, dalle mie parti. Dalle mie parti ci siamo solo tu ed io. Grazie a tutti. Mister Andro, Negramaro, grazie a tutti. Buona musica a tutti gli altri. Grandi ragazzi, grazie. Premio Amnesty 2021 ai Negramaro. Buona vita a tutti. Fate attenzione ancora un po' e poi torniamo ad abbracciarci tutti. Ciao, grazie. Grazie di cuore. Grazie Amnesty, grazie Voci per la Libertà. In bocca al lupo ai ragazzi dopo, sentiteli, ascoltateli col cuore, ma soprattutto sostenete la nuova musica. Ciao a tutti! Abbiamo solo ancora un piccolo. Sono delle mascherine che abbiamo fatto noi nel periodo del lockdown. Voci per la Libertà. Grazie a tutti, grazie a Voci per la Libertà. L'ho già preso prima, grazie. Grazie a tutti, ciao! Ciao! E l'orario del Negramaro! Negramaro! Oh, sorpresa! No, quella che vedete è una bellissima sorpresa perché i Negramaro hanno incontrato Samuel dei Subsonica che è con noi. Vabbè. Che anche Samuel! Anche i Subsonica hanno vinto. Hanno vinto i Subsonica. Anche Samuel nel 2008. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Samuel! Rimanete con noi perché le sorprese non finiscono, non perdetevi neanche un momento di questa serata.